Salve, come avete visto nei video precedenti io mi chiamo Andrea e in questo video volevo parlare di musica, principalmente di metal, cioè solo di metal. Ehm, Volevo replicare il video che ho fatto 5-6 anni fa che oltre ad essere secondo me ero abbastanza immaturo. ehm, quindi non mi rispecchio molto in quei video. ehm, inoltre, allora ne sapevo molto meno di metal rispetto ad adesso e quindi volevo dire le mie nuove conoscenze sul metal, le mie nuove opinioni, eccetera. E in questo video parlerò di black metal. Eh, Dunque il black metal molti potranno vedere su Wikipedia, ma comunque è un genere che è nato sulla scia di altri come speed metal e thrash metal, quindi un sottogenere del metal. Ehm, ehm, I primi gruppi a fare black metal diciamo che sono stati, per quanto riguarda i testi, diciamo i Venom insieme ad altri gruppi a inizio anni 80, che si sono soprattutto per il nome black metal del secondo album, pur avendo un'attitudine ancora thrash black, un po' heavy, anzi principalmente heavy, i Venom, ma anche altri gruppi che hanno fatto più o meno quel genere. Ehm, Hanno cominciato ad avere testi dove parlavano di occulto e poi anche comunque un suono di chitarra anche leggermente grezzo. Vabbè, su Wikipedia ci sono scritte anche cose molto più approfondite, io diciamo che dico le cose che so, che non so tantissimo. Poi successivamente i primi gruppi a fare proprio, o a dare proprio le basi per il black metal sono stati, diciamo, gruppi, mentre i Venom erano inglesi, i gruppi tipo Bathory, i primi LM, che poi Celtic Frost, e poi altri gruppi come Sarcofago, i primi Sepultura, eccetera, hanno cominciato a fare proprio un vero e proprio primordiale black metal. Principalmente diciamo che quelli che hanno creato lo Scream, mi sa che quello che ha creato lo Scream è Quorthon dei Bathory, che è un gruppo svedese, una one man band svedese. Diciamo che Bathory e Celtic Frost principalmente, insieme ad altri gruppi probabilmente, sono stati i primi gruppi a fare un primo black metal, una sorta di black metal. Ehm, Nella voce principalmente i Bathory, ma nella musica, sia nella musica sia i Bathory che c'è Celtic Frost. Celtic Frost sono svizzeri, mentre appunto i Bathory svedesi. Poi successivamente invece c'è stata la seconda ondata di black metal che è nata a fine anni 80 con gruppi tipo Mayhem, poi successivamente con Darkthrone, Burzum, Immortal, eccetera. In cui si discostano dal heavy, pur essendosi sempre la base speed thrash, non si discostano un po' dallo speed thrash facendo un genere molto più particolare, è basato sul blast beat, sulle voci in scream, solo in scream, e anche sul tremolo, la chitarra in tremolo picking. Comunque le cose più approfondite sicuramente ci saranno su Wikipedia, su altri siti. Parliamo dei miei gruppi preferiti black metal. Diciamo che inizialmente ho cominciato con la seconda ondata di black metal quando ho cominciato ad ascoltarlo. Infatti ho cominciato ad ascoltare Mayhem, Immortal, Burzum, eccetera. Per quanto riguarda i Mayhem, diciamo che mi piacciono, non ho ascoltato tutta la discografia perché non mi piacciono tantissimo, se devo essere sincero. Molti non saranno d'accordo, però comunque i Mayhem non mi danno molte emozioni rispetto ad altri gruppi. Dei Mayhem comunque mi piace soprattutto The Mysteries Dom Satanas di album, Death Crash, e poi anche qualche album che hanno fatto dopo, anche con Dead, non con Dead, con Maniac e anche Attila quando è tornato alla voce, ma non li ho ascoltati tantissimo. Poi successivamente poi ho ascoltato, quando ho cominciato ad ascoltare black metal, ho ascoltato anche altri gruppi come principalmente Marduk, Gorgoroth e Immortal. I preferiti sicuramente sono i Gorgoroth e anche i Marduk, Immortal un po' meno.
quanto riguarda i Gorgoroth e i Marduk, che ho visto dal vivo, cominciamo dai Gorgoroth. I Gorgoroth diciamo che sono norvegesi e mi piace soprattutto il periodo non Kongal, cioè diciamo mi piacciono tutti gli album, però quelli che mi piacciono di meno sono quelli Kongal, invece gli altri mi piacciono tutti, molto, anche quelli con Gal mi piacciono ma un po' meno. Vabbè, i miei preferiti forse di album sa che sono Pentagram, Quantos Possum a Satanitatem Trahunt, Antichrist, mi sa, e Under the Sign of Hell, questi quattro principalmente. Forse i miei preferiti in assoluto Quantos Possum e Pentagram. Però il mio cantante preferito è Hat, il primo, mi sa. Per quanto riguarda i Marduk, poi i Marduk mi piacciono un po' meno dei Gorgoroth, però mi piacciono molto lo stesso. Mi piacciono tutti gli album, ho ascoltato tutti gli album, anche se alcuni meno di altri. Mi piace soprattutto il primo periodo, però. Mm, un po' meno quello con Legion, il secondo periodo, e ancora un po' meno quello con Mortus, anche se Mortus mi piace molto di voce, forse insieme a a Joachim, Afgraf è il mio preferito, Mortus. Diciamo che per quanto riguarda la pesantezza e la caratteristica proprio dei Marduk, mi piace molto il periodo con Legion. Per quanto riguarda la particolarità degli album, mi piace il primo periodo, mentre per quanto riguarda la sperimentazione mi piace di più l'ultimo periodo, quello con Mortus. Però se devo scegliere, al primo posto ci metto il primo periodo, al secondo posto il tempo mediano, al terzo posto l'ultimo periodo. Quanto riguarda gli Immortal, poi sono un altro gruppo che ho ascoltato, li ho ascoltati meno degli altri due che ho detto. Gli Immortal probabilmente mi piace soprattutto gli album che mi piacciono di più, mi sa che sono Battles in the North, ehm, At the Heart of Winter, il secondo anche, che si chiama. Il secondo come si chiama di album? Pure Holocaust. E poi mi piacciono anche, ho ascoltato anche altri album, alcuni li ho ascoltati poco, però li ho ascoltati tutti, comunque mi piacciono abbastanza. Sono sciolti però gli Immortal, per molti che non lo sanno. Poi ho ascoltato anche altri, i primi che ho ascoltato dei gruppi sono stati anche Burzum, che è una woman band, che mi piace molto, mi piacciono tutti gli album, soprattutto dei primi album mi piace soprattutto Esvit Taros, non so come si pronuncia. Poi mi piacciono molto anche quelli dopo che è uscito dal carcere di Burzum, anche se molti non saranno d'accordo. Mi piacciono forse, addirittura forse leggermente più dei primi, ma forse no. Boh. Comunque mi piace molto anche Philosophem di album e anche Dead Song and Ganvar. Poi successivamente ho cominciato ad ascoltare anche altri gruppi come Satyricon e Darkthrone. Dei Darkthrone ho ascoltato non tutti gli album, forse solo metà. Il mio preferito mi sa che è Panzerfaust, ma mi piace anche Under a Funeral Moon e anche il primo, e Blaze in the Northern Sky. Poi mi piace anche, ho ascoltato anche qualcuno degli ultimi, comunque sono belli comunque. Ma non li conosco tantissimo. Poi dei Satyricon invece mi piacciono soprattutto Dark Medieval Times. Tutti questi gruppi sono tutti norvegesi, questi ultimi che ho detto, tranne i Marduk che sono svedesi. Dei Satyricon mi piace molto Dark Medieval Times, poi mi piace molto anche Nemesis Divino, ma un po' meno di Dark Medieval Times. Poi mi piace quello dove c'è Commando, che non mi ricordo come si chiama, di album, che è la prima canzone è Commando, e anche quello Rebel Extravaganza è bello molto. Poi gli altri li ho ascoltati ma meno. Il primo, cioè poi ho ascoltato l'ultimo ma non mi è piaciuto tanto, quello è l'omonimo. Poi successivamente ho cominciato ad ascoltare anche altri gruppi black metal, come ad esempio ho cominciato ad ascoltare Celtic Frost e Bathory, quindi mi sono riagganciato al primo periodo del black metal, quello dove la prima ondata. Per quanto riguarda i Bathory, vabbè, i Bathory sono molto particolari perché pur essendo ancora del primo periodo hanno cominciato ad avere influenze proprio caratteristiche che li fanno proprio essere definiti proprio black metal, anche se alcuni li definiscono pagan metal, ma non lo so perché i Bathory. Mi piace sia il primo periodo black che il secondo periodo viking allo stesso modo.
Per quanto riguarda i Battery, i primi 4 album mi piacciono i primi 4 album mi piacciono tutti, però il mio preferito è Blood, Fire, Death. Poi mi piacciono anche quelli dopo che ho ascoltato meno, però mi piacciono. Mi piace Northland, sia il primo che il secondo, però non li ho ascoltati benissimo quelli. Poi mi piace, ma vabbè, anche Arm Hammer Heart, mi piace. E anche, Blood on Ice, sì, anche quello è molto bello. Anche se alcuni dicono che non è molto bello. Gli altri li ho ascoltati in meno di album. Ehm, Poi anche ho cominciato ad ascoltare, successivamente ho cominciato ad ascoltare anche altri gruppi, come gruppi come un po' meno black classico, ma più depressive, tipo Forgotten Tomb, ho cominciato ad poi anche altri gruppi come Xastur, ad esempio. I Xastur, non so se è una one man band, sono americani, non sono proprio depressi perché forse sono un mezzo ambient, però mi piacciono molto, sono molto particolari perché pur essendo lenti sono molto caratteristiche e incisivi. Poi anche i Forgotten Tom mi piacciono, ho ascoltato i primi due album, mi piacciono molto, soprattutto il primo Songs to Live, ma anche il secondo. E gli altri li ho ascoltati meno, ma boh, mi sembrano un po' meno belli perché non sembrano più depressi, sembrano un po' un misto di generi che non sembra più molto pesante, boh, meno cupo. Infine volevo parlare un po' di gruppi underground che ho conosciuto e che mi piacciono. Gruppi underground black metal, come ad esempio mi piace ultimamente, sto ascoltando questi ultimi anni, ho cominciato ad ascoltare anche altri gruppi come i Throner, che sono un gruppo olandese che non so se li conoscete. Comunque sono un gruppo olandese che fanno un misto tra black metal, folk metal, viking metal ehm, e symphonic metal. Sono particolari perché sono mezzo sinfonici, mezzo melodici, ma anche pesanti di voce. La voce sembra mezzo black, mezzo death. Boh. Poi ci sono gruppi sardi, io sono della Sardegna ci sono molti gruppi sardi bravi, come ad esempio gli Accabadora, che sono di Cagliari, mi sa, cantano un po' in sardo, un po' in italiano, e fanno mezzo black e mezzo viking, mi sa. Non lo so se è proprio viking, comunque ci sono anche i Nera Vendetta che fanno mezzo black e mezzo viking, Nera Vendetta, che sono i Verbo Nero che li conosco meno. Sono gli Unholy Impurity che sono un gruppo di Sassari, cioè di vicino a Sassari, che fanno molto black della scuola svedese, quindi anche quello un po' black, un po' melodico, quindi mezzo black, mezzo viking penso. Poi comunque ultimamente, in questi ultimi anni, volevo dire che ho cominciato ad apprezzare molto gruppi black come Alcé, a Mesure, che era il gruppo che aveva il primo cantante che aveva il cantante degli Alcé prima, e poi anche altri gruppi come Vehemence ultimamente, che sono francesi, che sono black metal, medieval black metal. Comunque gli Alcei mi piacciono molto, sono uno dei miei gruppi preferiti, sono black misto shoegaze, eccetera, post metal, eccetera, vabbè. Con questo si conclude il mio video, anche gli Amazon mi piacciono molto comunque. Con questo si conclude il mio video, fatemi sapere le vostre impressioni, quali sono i vostri gruppi preferiti, quali sono per quanto le vostre impressioni su quello che ho detto, vostre conoscenze, eccetera, e anche eventuali critiche. Arrivederci.